Semplice imparare a fare queste cose e tutto sta poi sapere trovare un'immagine né a pietra né a legno. Non parto mai ripeto con un'idea, trovo l'idea lavorando. Lo scalpellino che modella la pietra, il maestro orafo, il velaio, il calzolaio, il costruttore di strumenti a percussione. Riscoprire gli antichi mestieri grazie agli artigiani che mettono a disposizione la loro tecnica e il loro sapere a servizio di giovani allievi interessati ad apprendere un lavoro. Monselice è il comune veneto che fa da apripista al progetto Artibus, un'iniziativa pensata un anno fa che poi è rimasta bloccata a causa del Covid ma che ora è partita grazie al sostegno della regione. L'idea è venuta al sindacato Labor e all'Augusta Contrada di Marendole. I giovani che vi partecipano potranno lavorare nei laboratori artigianali e nelle botteghe che hanno aderito al progetto fino a dicembre. Dare occupazione, di rivalutare un territorio, gli antichi mestieri, ma anche le professionalità che sono legate a questi antichi mestieri, perché si stanno perdendo, ahimè. E oggi possiamo dire che questo progetto sta prendendo forma perché ha avuto l'adesione di tanti maestri artigiani. L'iniziativa nasce con il duplice obiettivo, quello di recuperare e valorizzare la manualità legata ai vecchi mestieri del territorio e fornire al contempo prospettive professionali ai giovani. Da un lato si recuperano antichi mestieri e che potrebbero diversamente andare persi, quindi mestieri artigianali che sono un po' la nostra cultura, come dicevamo prima appunto, che sono la nostra cultura e che potrebbero anche diventare il nostro futuro.